Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Buonasera a tutti, bentornati in diretta, nuovo appuntamento con la domenica di 131, il consueto contenitore domenicale per andare a rivivere tutte le emozioni del fine settimana sportivo sardo, come sapete con una particolare attenzione al calcio e al basket. È stato un fine settimana molto intenso, aperto ieri dalla Serie C e dalla Serie B, ma pure dalla Dinamo, insomma tanti eventi da commentare con me, come sempre il mio compagno di viaggio, ovvero Roberto Pinna. Ciao Roby, ben trovato, da molto effettivamente che non ci si vedeva tra l'altro su questi schermi. Ciao caro Fra, l'avevamo detto, no? Doveva essere il weekend delle risposte, dei messaggi, lo avevamo detto venerdì nel presentare questo bel weekend sportivo isolano. Lo è stato, perché in un senso o nell'altro, dai messaggi positivi mandati dal Cagliari a quelli meno positivi dalla Serie C con il ritorno di Greco a Sassari, e ne parleremo abbondantemente, e anche una domenica della Serie D, se vogliamo, agrodolce, dove festeggia davvero solo la COS, e una Dinamo invece che sia al femminile che al maschile può godere, perché la Dinamo maschile continua a vincere in fila, ha battuto anche Varese in una partita veramente dominata in maniera tattica fantastica dai ragazzi di Bucchi, mentre poco fa è appena terminata sconfitta a Sassari per la Dinamo Women di Restivo contro la Virtus Bologna, ma siccome ha perso anche Geas, quarto posto certificato, strada spianata verso i playoff che vedranno protagoniste le ragazze di Restivo. Sì, assolutamente, appunto un weekend insomma abbastanza ondivago, diciamo così, a livello di emozioni. C'è chi ride, c'è chi ride meno, c'è addirittura chi piange. Abbiamo detto abbondantemente ieri, no, di questo 4-0 del Cagliari di Ranieri in trasferta. Ricordo che domani ci sarà la puntata di Cagliari Social Arena per parlare abbondantemente della vittoria in Calabria, tra l'altro un record, perché appunto non era mai stato violato il Granillo dal Cagliari nella sua storia tra tutte le varie categorie, per cui insomma sicuramente un'impresa assolutamente da rimarcare. E appunto domani, come sempre con i colleghi di UTG, andremo a rivivere quelle che sono state le principali emozioni appunto della gara del Granillo. Più che un granillo, si può dire così, dai. Sì, anche se poi insomma c'è questa sosta che vale per la Serie B, per la Serie A anche ovviamente, ma anche per la Serie D, mentre non vale per la Serie C, che andrà in campo anche domenica. Occhiaie. Ho appena chiamato in Lega, avendo solo la C il prossimo weekend, la Dinamo vale per le nostre occhiaie. Esatto, assolutamente sì, ma siccome appunto di C soprattutto dobbiamo parlare, caro Roby, perché insomma le ultime ore sono state quelle dello stravolgimento in casa Torres, il ritorno di Alfonso Greco sulla panchina rossoblù dopo l'esonero di Stefano Sottili, è arrivato forse, mi viene da dire, nel momento più strano, tra virgolette, nel senso che è vero che la Torres ha perso ieri, ma ha perso in casa della capolista reggiana solamente per 1-0 con un gol. Adesso andremo a vedere anche gli highlights, insomma dopo comunque una prestazione secondo me tutto sommato, visto che si giocava appunto sul campo forse più difficile del girone, accettabile, anche se non è accettabile il fatto che questa Torres non segni più, non sappia più segnare, ed era anche il focus.
Hai centrato il punto. Diciamo che eh. credo che la Reggiana, al di là della prestazione, al di là della forza della Reggiana come avversario, fosse anche un obiettivo che si fosse posta la società, soprattutto dopo il derby perso. Perdi il derby in quel modo, ti dai un tot di partite, anche perché poi la Torres ne aveva 3 in una settimana, un po' come l'Olbia, e non potevi cambiare magari con la gara infrasettimanale, e hai aspettato di arrivare a Reggio Emilia per tirare una linea. Tirata la linea, ti sei guardato indietro, hai visto 4 sconfitte, un pareggio, un gol fatto nelle ultime 5. Tra l'altro in campionato la Torres non segna da 442 minuti senza considerare i recuperi, quindi comunque fa anche effetto a dirlo, e allora passata la Reggiana si è tirata una linea e si è fatto un mea culpa tornando su Greco, ma magari ne parliamo dopo aver visto anche gli highlights. Tra l'altro particolare questo 442 minuti, no? Un numero che richiama lo schema che aveva impostato Alfonso Greco per la sua Torres in questo campionato, insomma, corsi e ricorsi particolari sicuramente. Allora Roby, siccome parliamo di numeri, andiamo a vedere come sempre, per iniziare, il cartello con i risultati della 33esima giornata di Serie C, il girone B, quello che ovviamente riguarda le nostre due sarde, iniziando dai primi due risultati che sono appunto quelli di Olbia e Torres. L'Olbia che pareggia 1-1 in casa contro la Carrarese, mentre la Torres, come dicevamo, sconfitta di misura contro la Reggiana appunto in casa della capolista. Gli altri risultati: 0-0 tra Siena e Alessandria, il 2-1 di questa sorprendente Imolese che insomma sembra essere risuscitata dopo l'ennesima rivoluzione societaria, che batte appunto il Montevarchi, sempre più fanalino di coda. A questo punto vittoria importante del Gubbio contro la Lucchese per 2-0, sprofonda il Fiorenzuola in casa contro il Pontedera di Max Canzi, Ladinetti e Izzillo per 0-4, vittoria molto importante anche della Recanatese nei confronti del Rimini, uno dei tanti derby adriatici di questo girone B, vittoria fondamentale della Virtus Entella contro il San Donato per continuare ad alimentare poi le speranze di recupero del primo posto in classifica, un risultato che ha fatto molto piacere chiaramente sia a Torres che molto meno, diciamo, ha fatto piacere il risultato del derby marchigiano tra Fermana e Vispesaro, vittoria di misura della Vispesaro, ancora una volta super cinica, la squadra di Oscar Brevi che ha sfruttato un erroraccio, insomma, della difesa della Fermana in occasione di un calcio piazzato per portare a casa questi 3 punti fondamentali per la classifica. Adesso andremo a vederla. Resta da giocare Ancona-Cesena, un'altra partita di alta classifica, che sarà il posticipo di domani alle sì, curiosamente contro le due prossime avversarie delle sarde, che è un piccolo vantaggio per Olbia e Torres, almeno giocano un po' dopo, però sono due squadroni e allora lo vediamo anche in classifica quanto sono forti sia l'Ancona che il Cesena. Sì, assolutamente sì. Nel frattempo salutiamo Massimo che come sempre segue tutte le nostre trasmissioni. Questa è la classifica, Roby, no? Con la Reggiana che continua a comandare con 4 punti di vantaggio sulla Virtus Entella e 9 sul Cesena, che però appunto deve recuperare ancora una partita. Spostiamoci come nostro solito, insomma, sulla parte destra della classifica, che non vede più appaiate Olbia e Torres per il punto portata a casa appunto dai galluresi di Roberto Chiuzzi al Nespoli contro la Carrarese. La Torres resta a un punto di fatto dalla situazione di guardia, come si suol dire, con la Vispesaro che dista soltanto un punto, ricordiamo, ha gli scontri diretti a favore nei confronti della squadra rossoblu. 31 punti per Alessandria Imolese e San Donato, 27 punti per il Montevarchi. Insomma, sono tutte là, caro Roby. Lo sapevamo, dall'Olbia in giù sono tutte lì. Sì, lo sapevamo, ripeto, è una cosa che si diceva già da settimane, però insomma chiaramente questi ultimi risultati hanno complicato ulteriormente le ultime giornate per le squadre sarde, soprattutto per la Torres adesso di Alfonso Greco, nuovamente, verrebbe da dire. C'è tanto da parlare chiaramente della Torres, ma io ti direi, insomma, se sei d'accordo, prima di parlare di tutte quelle che sono state le notizie del giorno, andiamoci a vedere al volo gli highlights appunto della gara di ieri del Mapei Stadium tra Reggiana e Torres, e poi andiamo a commentare tutto quello che è successo nelle ultime ore.
Ecco Robby, abbiamo visto le poche, va detto, emozioni della sfida di Reggio Emilia. Ha detto che insomma oramai siamo abituati ormai a fare, salvo rare eccezioni che quando ci sono ci fa piacere ovviamente raccontare, però insomma tendenzialmente le gare di Serie C del girone delle sarde, questo è di solito quello che succede, pochi gol, tanto equilibrio, e anche a Reggio Emilia è andata così, però quello che si è visto, o meglio quello che non si è visto ancora una volta, è appunto il gol in casa a Torres, e alla fine ha pagato l'allenatore, tendenzialmente è così. Eh sì, succede sempre così. Alla fine possiamo dire, riassumerlo come coperta corta il periodo di Stefano Sottili a Sassari. Quando ha provato a creare, avendo qualcosina in più in attacco, ha subito un po' troppo in difesa. Quando ha provato a chiudersi in difesa, perché oggettivamente la sua Torres non è che abbia subito, ha preso sempre un gol nelle ultime 4, tranne contro il Rimini, però di fatto non è che abbia subito tantissime neanche occasioni da rete avversari, però non è mai riuscita a segnare, e appunto questa coperta corta non ti permetteva di fare punti. Io credo che la scelta di esonerare dopo la Reggiana Sottili sia una scelta anche di maturità della società, non tanto perché Sottili non fosse un allenatore idoneo a questa Torres, noi l'abbiamo ripetuto spesso, anzi inizialmente poi per fortuna col campionato che va avanti ci si riesce anche a chiarire e a spiegare meglio forse le proprie idee. Noi l'abbiamo detto dal giorno che è arrivato forse Stefano Sottili in Sardegna, che aveva accettato una missione pazza davvero per questa Torres, perché prendevi una squadra che aveva 2 partite di vantaggio dai play-out, perché era a 4 punti con Greco quando è stato esonerato dalla zona rossa, e ti veniva chiesto di fare meglio, cioè di giocare meglio, di fare di più. Al tempo stesso però non potevi fare un mercato importante, perché proprio l'acquisto di Sottili ti toglieva dei fondi importanti per il mercato. Cioè voi se andate a vedere le squadre che sono andate in attivo nel girone B in Serie C nel mercato invernale, la Torres è una delle pochissime di quelle che si devono salvare. Sai, se sei una squadra ripescata che poi parte dei tuoi fondi li devi recuperare a gennaio e non riesci a essere competitivo, non ce ne vogliono i vari Urso, Saporiti, Omoregbe, tutti giocatori che stanno dando una mano, stanno provando a dare il loro, però non sono quei giocatori che ti fanno fare il salto di qualità. Quindi veramente Saporiti ha accettato, Sottili ha accettato un progetto tecnico molto complicato, perché doveva fare di più con meno, paradossalmente, e alla fine ha pagato l'allenatore, come sempre nel calcio, però è stata una mossa intelligente anche la società di tornare indietro e di non ostinarsi fino alla fine. Greco torna, non avrà la bacchetta magica, è importante che la piazza, l'ambiente, la sua dirigenza lo capiscano fin da oggi, prima ancora che inizi la settimana di avvicinamento all'Ancona, perché sarà comunque difficilissimo per questa Torres salvarsi fino alla fine. È una squadra che secondo me per prestazioni, cattiveria, alcuni lampi ha qualcosina in più di certe altre squadre che stanno dietro, però deve dimostrarlo poi in campo. Greco conosce l'ambiente e personalmente lo reputo il parafulmine perfetto per questa squadra, perché è l'allenatore che sa essere capro espiatorio facendosi scivolare tutto addosso, che per una piazza come Sassari è importante, però la piazza deve anche sostenerlo, perché poi alla fine se è stato esonerato per me anzitempo, gran parte delle colpe, tra virgolette, sono anche dell'ambiente, che hanno influenzato un po' troppo la società, e della società che si è fatta influenzare un po' troppo dall'ambiente. Diventare professionisti passa anche da questi errori e passa anche da tornare sui propri errori e sapere quello che si è sbagliato per poi provare a fare meglio. Ovviamente ora sta tutto nelle mani di Greco, perché la Torres secondo me ha l'ambizione di voler rimanere in questa categoria per poi gettare un progetto solido, però a volte le parole e le ambizioni non bastano. Assolutamente sì, direi di non andare a sentire a questo punto le parole di Sottili di ieri. Beh, avrebbe meno senso, assolutamente. Sì, insomma, come di solito facciamo, se non appunto... Ecco, c'è un aspetto, magari, torno un pochino sulle parole, perché poi Sottili è stato molto sfortunato in questo periodo a Sassari. Lui l'ha rimarcato, secondo me, un po' troppo, cioè un po' troppo da quando è arrivato, ha giocato sul lato psicologico, prima dicendoti, vi ricorderete, a mercato aperto, ma la società se non può prendere determinati giocatori, io faccio col mio. Però quello lo devi sapere, perché quando tu arrivi e parte del budget destinato al mercato va da te, e poi ovviamente i piani di mercato fatti
con un allenatore vengono rivoluzionati per il nuovo, sai, non è mai semplice nel giro di poche settimane. La Torres quest'anno veramente ha giocato l'all-in nel programmare a stagione in corso, che non è mai facile, non è mai semplice, infatti ora a lungo termine ne sta pagando in parte le conseguenze, però Sottili secondo me non è riuscito a dare quella cazzimma, quella cattiveria che serviva a questo gruppo. Secondo me nelle ultime settimane un pochino stava anche perdendo un po' i suoi giocatori, un po' troppo musi lunghi, qualche difficoltà di troppo, un ambiente comunque sia che si stava ricompattando ma ha avuto anche strappi al suo interno. È stata una stagione veramente, quando si chiuderà, da montagne russe emozionali per la Torres. Vedremo come ne uscirà la Torres, perché queste sono cose che o ti uccidono o ti fortificano, come cantava Tiziano Ferro, e non De Gregori che è alle tue spalle. Esatto. Quale altra, insomma, ci teniamo una citazione musicale più dotta, non me ne vorrai, insomma, per la D, assolutamente. Va anche detto che non sarà, cioè non è mia, la userò io, ma non è mia, perché è giusto poi dare i meriti anche a tutta la redazione, nello specifico all'ottimo Matteo Porcu. Abbiamo detto non sentiamo Sottili, però sentiamo Pierpaolo Garau, perché comunque dalle parole del portiere, del leader, insomma uno dei leader dello spogliatoio rosso-blu, insomma comunque c'è sia l'analisi della partita che soprattutto poi anche come dire uno spaccato un po' di quella che è la situazione che sta vivendo lo spogliatoio dal punto di vista emotivo, e quindi ci sentiamo Pierpaolo Garau appunto dalla sala stampa dello stadio di Reggio Emilia. Eccolo qua. La partita a caldo è stata una partita un po' sofferta. Sapevamo che venivamo qua e ovviamente conosciamo benissimo la forza della Reggiana. Si è preparata in settimana per fare una partita un attimino di contenimento e riuscire magari ad andare ad attaccare gli spazi che si creavano un po' in contropiede. La partita è stata giocata anche bene sotto questo aspetto. Poi ovviamente quando siamo andati sotto è stato tutto un po' più difficile. E cosa si aspetta da questo finale di campionato? Per la Torres? Sì. Per la Torres sarà un finale di campionato impegnativo. Dobbiamo affrontare tutte le partite come se fossero delle finali, anche se è una frase fatta, però siamo arrivati al punto che siamo immischiati veramente sul serio nella zona play-out, e quindi adesso non si scherza più. Lo sappiamo già da 2 o 3 settimane, solo che le gare sono sempre più difficili. È il momento di tirare qualcosa in più, al di là della grinta, ci vuole cuore, ci vuole animo, perché ci meritiamo la categoria, l'abbiamo dimostrato tutto l'anno e quindi vogliamo andare a prenderci questa salvezza il prima possibile. No, nel gol io ho chiamato la palla, eravamo sotto la curva, il compagno purtroppo non ci ha sentito, anche i compagni di reparto gli hanno chiamato solo. Sono dinamiche, frazioni di secondo, non si è sentito sicuro, ha provato a rinviare di testa, poi ovviamente Kabashi ha preso palla, ha spostato, ha fatto un gran gol, al di là del rinvio o del piccolo errore che abbiamo fatto noi dietro. Comunque sia, la pressione in quel momento era forte, quindi non mi sento assolutamente di fare una colpa o al compagno di squadra, perché poi là dietro si lavora di reparto, quindi potevamo chiamarglielo prima noi. Penso che la colpa sia del reparto, ma comunque sia poi nulla a togliere all'esecuzione di Kabashi che ha fatto un gran gol. Ecco Roby, abbiamo sentito un lungo estratto di quella che è stata la conferenza stampa di Pierpaolo Garau. Tra l'altro mi sento anche come dire, insomma, abbiamo visto una faccia ovviamente, visto il risultato, visto il momento, assolutamente comprensibile. Il povero Pierpaolo poi ha dovuto anche rispondere a domande, secondo me, totalmente fuori luogo da parte della sala stampa, cioè in un momento delicato come questo è stato chiesto, insomma, però anche il Cagliari, no, c'è rivalità tra Torres, cioè, non lo so, domande che ogni tanto, ecco,
la nostra categoria potrebbe tranquillamente evitare in una situazione del genere della serie. Se proprio devi Però fare hanno domande, trovato fai un domande. signore, dai, hanno trovato un signore Però come esatto, Pierpaolo. voglio dire proprio questo. Alla fine hanno trovato comunque una persona veramente, veramente di intelligente anche da quel punto di vista, per cui insomma davvero onore al merito per il buon Pierpaolo Garau, che al di là di tutto, tornando su quelle che sono state le sue parole, sia sul gol subito che sul momento vissuto dalla Torres che sulla partita, mi è sembrato molto lucido e molto equilibrato come sempre, direi, no? Beh, se d'altronde poi nelle ultime settimane, cioè non è che Sottili si è caduto dalle nuvole stamattina quando ha visto l'ufficialità dell'esonero, anche perché poi era già, non dico nell'aria, però comunque le riflessioni sono andate avanti da giorni. Se Sottili lo ha rimesso in campo nel momento forse più difficile da titolare, nelle ultime partite in cui aveva bisogno di dare uno strappo per confermare la panchina, un motivo anche ci sarà. E non ce ne voglia Alessio Salvato, che secondo me è un giocatore importante ed è prezioso come futuro anche per la Torres, come giocatore da valorizzare. Però nei momenti difficili serve sempre qualcuno che ci sappia mettere la faccia anche con l'esperienza, e Pierpaolo, al di là dell'educazione che ha fuori dal campo, ha anche questo quando scende in campo. Vi ricorderete, no? Anche inizio stagione, quando Greco andò un pochino in difficoltà con l'impatto della categoria, poi si affidò di nuovo a Garau. Quando le acque si calmarono, rimise dentro Salvato, e credo che questa sia una staffetta che, al di là di quanto l'ambiente e un pochino anche la stampa ci abbia ricamato sopra, serva sempre quando affronti una categoria che non conosci. Credo anche che Greco proverà a ripartire, secondo me, da alcuni di questi uomini qua, magari non per forza in campo, ma almeno dando un impatto più forte all'anima sassarese, che serve a questa squadra, perché ora c'è da sputare sangue. La Torres ha tanti giocatori legati a doppio nodo con la città, è il momento che però vengano messi i famosi attributi anche in campo, perché è stata un pochino molle a livello di cattiveria la squadra rossoblù negli ultimi turni. Sì, vedremo. Allora, prima di chiudere il discorso Torres, perché poi chiaramente ti farò la domanda su cosa aspettarsi, anzi te l'anticipo, così ti prepari anche già la risposta da quest'ultimo rush finale, appunto, in casa Torres. Andiamo a sentire anche le parole di Alessandro Degli Esposti, direttore sportivo della Casertana, in questo momento in Serie D, che oggi era ad Arzachena per la sfida tra Arzachena e Casertana, cui tu, siccome tu eri il nostro inviato al Pirina, hai fatto giustamente anche una domanda sulla Torres, in quanto Degli Esposti, ricordiamolo, è stato anche direttore sportivo in casa rossoblù, l'ultimo direttore sportivo l'ultima di Torres fatto. di Secchi. Esatto, l'ultima Torres di Secchi pre-Abinsula. Quindi ascoltiamoci anche un estratto delle dichiarazioni degli Esposti, che poi vi ricordo andranno integrali domani, come sempre, su Zona Mista. Sì, la squadra anche oggi ha fatto una prestazione molto positiva, abbiamo affrontato una squadra sicuramente organizzata che ci ha dato filo da torcere, ma ancora una volta abbiamo dato segnali di continuità, segnali di compattezza, e abbiamo affrontato questa trasferta molto insidiosa in terra sarda con grandissima convinzione, grandissimo spirito di sacrificio. Come vede la Torres in Serie C per la corsa salvezza? No, mi auguro che comunque la Torres possa portare a termine questa stagione nel migliore dei modi, auguro di poter mantenere la categoria, perché è un patrimonio sicuramente importante per la città e per la tifoseria. Poi qua sono stato bene, per cui auguro il meglio alla Torres e tutto il mondo torresino. Ecco, insomma, auguri, parole che non sono serate solo di circostanza, caro Roby, anche perché poi insomma effettivamente la Torres in Serie C, lo abbiamo sempre detto, è un valore che va oltre il discorso di campanili e quant'altro, cioè effettivamente anche per il calcio sardo, per il movimento, mantenere 3 squadre, 3 professionisti, e con la speranza poi di portarne su qualcun'altra nei prossimi anni, è fondamentale. Poi lo diciamo noi che dal punto di vista giornalistico ovviamente siamo sempre contenti di raccontare, più ce ne sono, più siamo felici. Capito? Quindi sì, quindi magari il nostro può sembrare anche un discorso di parte da quel punto di vista, però in realtà da analisti di tutta la situazione sportiva sarda penso che ce lo possiamo anche permettere. Insomma, effettivamente sarebbe davvero un peccato non averle tutte confermate l'anno prossimo. Ti chiedo, insomma, appunto, per chiudere il discorso Torres, prima di aprire quello sull'Olbia, effettivamente allora cosa aspettarsi da quest'ultimo rush finale di 5 partite in casa Torres?
Beh, ripeto, non ci sarà una bacchetta magica in Alfonso Greco, non bisogna aspettarsela. Mi aspetto più attenzione, ripartirà sicuramente dalla difesa, come ha fatto a inizio anno il tecnico rossoblu, quindi magari la Torres giocherà un pochino più con delle rimesse, proverà a non concedere troppo in ripartenza agli avversari, proverà a giocare molto sulla gestione del pallone e sull'attacco poi tentando magari di concretizzare 2 o 3 azioni massimo a partita per portare almeno a casa un gol. Questa era la Torres migliore di Alfonso Greco, detto che poi comunque aveva fatto anche partite di livello assoluto nella prima parte di stagione, prima dell'eclissi che poi ha portato all'esonero anche un pochino avventato, ma questo ovviamente è parere personale. Detto questo, è un calendario molto difficile. Io credo che già devi iniziare a fare punti con l'Ancona, non ti puoi permettere di dire vabbè, l'Ancona è in alto, io voglio fare punti con Fiorenzuola o Fermana. Credo che servano 2 vittorie e 2 pareggi e 2 sconfitte, forse così te la puoi fare, perché la Torres ha 34 punti. Io credo, nonostante qualcuno giochi ancora a ribasso sulla quota salvezza di quest'anno, che per me 42 punti sono quelli che devi fare per salvarti senza stare lì a fare calcoli alle ultime giornate. Questa è una squadra che psicologicamente non può stare lì a giocare troppo col calendario o con i risultati altrui, deve pensare a se stessa. Fatti 42 punti e poi sarai salvo. Io credo che questo sarà l'obiettivo segnato sulla lavagnetta a partire da domani, dagli allenamenti di domani, per Alfonso Greco. Insomma, 8 punti in 5 partite non sono sicuramente pochi, visti gli avversari della Torres. Va bene, visti Roby, che ne hai fatti 1 in 5 anche. Esatto. Chiudiamo il discorso appunto relativo ai rossoblù di Sassari per andarci a vedere le principali emozioni della sfida invece del Nespoli tra Olbia e Carrarese, finita in pareggio 1-1. E non ti sento, Fra. Pardon, avevo disattivato l'audio. Dicevo, abbiamo visto le emozioni della sfida del Nespoli. Da Bernardotto non ce l'aspettavamo, da ex Ogliastrino poteva evitarla. Lui che ha giocato alla Nusei. Esatto, però insomma un giocatore che i suoi golletti in Serie C negli ultimi anni ha dimostrato di saperli fare. Diciamo, anche rivedendo un po' quelle che sono appunto le emozioni principali della sfida del Nespoli, un Olbia a due facce. La prima mezz'ora
davvero, davvero buona, davvero ottima, mi verrebbe da dire, coronata poi dal gol che stiamo vedendo di Nanni, quarto gol in stagione, che prima aveva preso una traversa clamorosa, il sammarinese, dal limite dell'area. Rivedendo il gol, questi tifosi del Cagliari se lo ricorderanno probabilmente, questa capacità di inserimento di Daniele De Sena, che era proprio uno dei suoi marchi di fabbrica in situazioni C'è un cross calcio che è fantastico, dalla fascia mancina. Sì, assolutamente sì, un bel gol da parte dell'Olbia, che però ha avuto ancora una volta, come già visto in stagione, il peccato originale, diciamo così, di questa squadra, che è quello di non chiudere le partite. Non sempre è riuscito ai galluresi, anzi, se andiamo a vedere in stagione molto Tra spesso... l'altro la seconda rimonta subita in casa nelle ultime due, vi ricordate l'Imolese, vincendo poi la perdi, e stavolta con la Carrarese, che è un'altra caratura, quasi gioco di parole, però di avversario. Sai, c'è questo secondo tempo, non so se o è pancia piena o è ancora uno step di maturità che questa squadra deve compiere. Chi ha letto le parole della vigilia di Occhiuzzi ha detto: abbiamo fame, siamo a stomaco vuoto, li ho lasciati a stomaco vuoto, con un gioco di parole del genere, e non lo so, forse l'Olbia deve essere un pochino più cattiva al Nespoli. Sì, perché appunto poi diciamo la seconda parte della partita, i secondi 2/3 mi verrebbe da dire, perché ovviamente abbiamo parlato di prima mezz'ora da parte dell'Olbia, la partita di 90 minuti, quindi la seconda, appunto l'ora di gioco che è venuta fuori dopo è stata totalmente appannaggio della Carrarese. Tra l'altro poi il gol lo abbiamo visto, non so se riusciamo anche a rivederlo, magari abbiate pazienza, insomma, appunto un montaggio abbastanza un po' così, però nel senso, ecco, se rivediamolo, è ancora una volta l'errore di un reparto che non scala, una difesa che non sale a ritmo, diciamo così, non lascia fuori gioco l'attacco della Carrarese. Se andiamo a vedere la linea un po' di tutti i difensori, è una linea spezzata fondamentalmente, e quindi poi alla fine la rosa si trova lì da solo, un po' in mezzo a due giocatori, con Arboleda mezzo e mezzo, con gli altri centrali che erano più avanti, e quindi poi alla fine è arrivato un gol che da una squadra comunque appunto di esperienza e anche ambiziosa di fatto come la Carrarese non ti puoi permettere. Però insomma comunque è arrivato, anzi, un punto in casa contro la Carrarese. Roby, andiamo a vedere il cartello del prossimo impegno, ovvero la 34esima giornata, perché insomma anzi andiamo a vedere anche al volo la classifica di nuovo. Cioè alla fine questo punto, è vero, ti dà la possibilità di continuare a mettere una distanza in più rispetto a chi ti segue, chi ti sta seguendo. È vero che ti dà la possibilità di continuare la striscia positiva, o comunque insomma di tanti risultati utili nelle ultime partite, però è anche vero che sei comunque a 4 punti, anzi a 2 punti dall'ultimo posto dei play-out, che in questo momento è occupato dalla Vis Pesaro, e quindi resta quella situazione, no, comunque un po' anche di aver lasciato troppi punti per strada. Pensiamo davvero a quella 2-1 contro l'Imolese di cui si parlava prima, che potrebbe averti lasciato molte scorie anche a livello proprio di gestione psicologica dei momenti. Questo comunque il prossimo turno, Torres Ancona, Cesena, Olbia, 2 partite davvero complicate per le sarde, ma chissà, Roby, noi avevamo già detto a suo tempo che questo Cesena Olbia non possa essere il remake di Modena Olbia dell'anno scorso, quando i galluresi tra l'altro poi dopo il Cesena l'Olbia, Alessandria e Recanatese, quindi in teoria io mi tengo stretto anche il punto con la Carrarese, te lo dico. Se vai a fare un punticino a Cesena e poi ne fai 6, sei praticamente salvo. Però dipende. Sì. Quello sì. Rimini Reggiana, Recanatese Montevarchi, Lucchese Fermana, Alessandria Fiorenzuola, San Donato Gubbio, Pontedera Imolese, Carrarese Siena, Vispesaro, Virtus Entella. Roby, un turno che sulla carta dovrebbe favorire le sarde, al di là, cioè, speriamo che la Vispesaro la smetta, ovviamente non ce ne vogliono gli amici di Pesaro. Noi per un weekend tiferemo Chiavari, ci piace Chiavari, con questo titolo abbastanza allusivo, con la Vispesaro che comunque gioca in casa, è una squadra molto imprevedibile, poi con Brevi è uno specialista nello strappare punticini in Serie C, quindi sarà pericoloso fino alla fine.
Sì. Va bene, Roby, chiudiamo il discorso Serie C per andare rapidamente al discorso invece relativo alla Serie D. Dicevamo una giornata con l'ennesimo derby per le squadre sarde. Andiamo a vedere il cartello con i risultati. Questo preziosissimo 1-0 della Costa Orientale Sarda in casa contro l'Ilva Maddalena a Tertenia, stesso risultato ma al contrario, quindi con la sconfitta dell'Arzachena in casa contro la Casertana, 2-1 dell'Atletico Uri nel finale è maturata la sconfitta per i giallorossi di Massimiliano Pava contro il Pomezia, 1-0 tra Cassino e Aprilia, 2-0 tra Lupa Frascati e Palmese, 0-0 Paganese Nola, 1-1 tra Monterotondo e Portici, 0-1 tra Tivoli Angri, anche tra Visartena e Sorrento, per una classifica che torna a essere davvero, non so come dire. Insomma, avevo fatto un lotta... lapsus a giovedì dandoti il Sorrento per primo, vedi che poi il Sorrento è primo perché la Paganese ha pareggiato. Esatto. È arrivato il momento della citazione dotta, ovvero la lotta si fa scivolosa e profonda di De Andreiana memoria del nostro Matteo Porcu, perché effettivamente, insomma, se guardiamo questa classifica, Roby, di fatto l'Arzachena con la sconfitta di oggi vede allungarsi a 4 punti la distanza dal quinto posto occupato ancora da Cassino e Lupa Frascati, con insomma sempre meno gare a disposizione, però attenzione alla rimonta della Costa Orientale Sarda, che da tanto tempo non la si vedeva nella parte sinistra della classifica. Parliamoci chiaro, se la COS non avesse buttato punti in maniera clamorosa, la COS vale 3 volte il Cassino come ultimo posto ai playoff. Parliamoci proprio chiaro. Sì. Spero che lo dimostrino per la prossima trasferta, è difficilissima in casa del Sorrento capolista, spero che lo dimostrino lì i ragazzi di Lodi. Vedremo. Dalla parte destra della classifica continuiamo a vedere di fatto, se mettiamo dentro ancora anche la Costa Orientale Sarda, sono 7 punti tra la nona posizione, la 18ª e l'ultima, quindi insomma con 11 squadre 10 squadre in 7 punti, davvero tantissime squadre, pochissimi è un punti. bagno di sangue clamoroso questo del girone G, dove io psicologicamente e mentalmente non so come qualificarti l'Ilva Maddalena, perché sembra essersi esaurita quel brio, no? Quella positività molto gardinista di inizio stagione. L'Uri è talmente incostante che ti puoi aspettare tutto e il contrario di tutto. Dopo aver visto il tutto, nelle ultime settimane stiamo vedendo anche il contrario di tutto. Sì, stiamo rivedendo purtroppo insomma una parte che avevamo già visto all'inizio della stagione. Andiamoci a vedere, Roby, come sempre la goal collection della Serie D. Vai. Con tutti i gol delle 4 squadre sarde, a iniziare da quello dell'argentino Balbo, non parente di Abel, ma per noi ci piace pensare che lo sia. Terzo gol consecutivo per l'argentino della COS, che ha la 4ª vittoria nelle ultime 5 partite, compreso un pareggio. Poi aria di derby, oggi non potevano segnare. Sì, direi assolutamente sì. Andiamo.
E insomma, Roby, abbiamo visto i gol, non tanti, va detto, insomma, Ti avviso che a riguardano Pomezia l'unico spettatore era quel signore dietro la porta, che poi ha festeggiato con i giocatori del Pomezia, gli altri erano tutti a vedere il derby di Roma. Eccolo Tra l'altro qua. 3 gol tutti nella stessa porta per lo stadio del Pomezia, con la rete che presumo sia stata cambiata all'intervallo perché lui l'ha stracciata con quella punizione clamorosa di inizio partita. Sì, va detto tra l'altro che insomma, se non sono cambiate le cose, il Pomezia continua a giocare a porte chiuse perché ci sono problemi problemi strutturali, insomma, di Sì, fatto sì, no, non sono cambiate nello le cose. stadio. Esatto, esatto. Niente, allora andiamo a sentire le parole di Marco Nappi, Roby, un estratto come sempre, Vai. allenatore della Zacchena, raccolte da te al Biagio Pirina per raccontare appunto questa sconfitta di misura della sua Arzachena contro la Casertana che continua, no, a 7 recuperare vittorie punti. consecutive. Sì, sì, a meno 3 Per dai primi me, due te la posti dico, ora partiti. posso dare il classico kiss of death, come dicono gli americani, cioè bacio della morte, Sì. per me vince la Casertana il campionato. Guarda, mi sento di essere d'accordo con te, quindi nel caso verranno a cercare tutte e due, dai, così almeno Esatto. condividiamo questo infausto destino. Va bene, andiamo a sentire l'estratto e le parole appunto di Marco Nappi nel post partita. No, un piglio diverso non direi. È stata una buona gara, a me è piaciuta come prestazione contro una grande squadra. È normale che poi vai a affrontare una squadra che è in ottima salute, con grandissimi giocatori, quando fanno le sostituzioni entrano giocatori più forti degli altri. Però io oggi sono contento, vabbè, sicuramente non per il risultato, ma sono contento perché ho una squadra che non ha mai mollato. Abbiamo tenuto duro fino alla fine e alla fine abbiamo messo anche 2 o 3 palle dentro per poter andare a pareggiare la partita, non ci siamo riusciti. Loro hanno fatto ripartenze, sì, hanno fatto anche 2 o 3 conclusioni importanti, ma Fusco è stato veramente molto bravo e ci ha dato la possibilità per poter arrivare fino al 95esimo e cercare di pareggiare questa partita. E, come ho detto prima, quanto è vero il Signore, che mi perdoni, questa squadra qua non mollerà fino alla fine. L'obiettivo rimane quello di vincere più partite possibili per fare i conti poi alla fine. Perché? Perché questa squadra merita molto. Questa squadra ha 9, oggi avevamo 9 indisponibili, però ha sempre lottato, chi ha giocato ha sempre dato tutto di se stesso e poi la mia squadra non molla mai. Ecco, questa è la mia squadra, non molla mai, bello anche il riferimento al... Nappi versione credente, biblico quasi, non Esatto. l'avevo ancora visto. Però, no, a parte gli scherzi, ti dico subito la mia velocissimamente sul momento della Arzachena. Credo che questa sia la partita che abbia confermato a questa squadra che per questo campionato la continuità è quasi una parolaccia. Però io credo che l'Arzachena quest'anno, nonostante l'anno scorso abbia fatto i playoff, stia prendendo quest'anno per far maturare alcuni giocatori che l'anno prossimo saranno molto importanti. E ti dico, per me l'Arzachena l'anno prossimo proverà a fare uno squadrone per vincere il campionato. Ho queste sensazioni dopo la giornata di oggi, non solo nelle Sembra a parole di Marco proposito di Nappi, Kiss of Death, insomma, no? Perché non giustamente... solo per le parole di Marco Nappi, ma per la volontà di crescita, visto anche la proprietà dell'Arzachena, che è una proprietà importante, che secondo me l'anno prossimo proverà a dare lo strappo. Però rimanendo a quest'anno, questa gara per me ha certificato che l'Arzachena forse ha un qualcosina in meno per provare ad ambire ad avere i playoff, nonostante Nappi ci creda fin quando la matematica, e fa bene, non lo condannerà. Però attenzione, perché alcuni giocatori che hanno rinnovato a lungo termine la volontà di restare all'Arzachena e possono crescere tanto quest'anno, visto che le tante assenze hanno portato a far giocare tanti giovani. Va bene, allora andiamo a sentire anche le parole di Francesco Loi, raccolte al termine della partita, quindi termine del derby tra Costa Orientale Sarda e Ilva Maddalena. Un estratto, come sempre. Ecco, non si sente? No, non capisco perché. Vabbè, lo sentiremo domani, Esatto. in zona mista. Andiamo invece a sentire al volo le parole di Michele Filippi, allenatore
del Cagliari Primavera, per chiudere insomma anche il discorso Serie D. Anzi, prima di andare a sentire Filippi, guardiamo il cartello, perché è giusto che sia così, dare ordine alle cose, andare a vedere il prossimo turno, perché se ne parlava prima, caro Roby, per quanto riguarda la Serie D, partite importanti e insomma non semplici, perché se è vero che la trasferta della Cosa Orientale Sarda contro il Sorrento non è assolutamente facile, neanche andare a Portici, nonostante la classifica dei campani non è assolutamente facile, lo dimostrano anche le varie trasferte delle squadre sarde. L'Atletico Uri che ospita la Casertana, lanciatissima alla rinconta verso la prima posizione, insomma anche in questo caso assolutamente partite complicate, così come quella dell'Ilva Maddalena che ospita il Real Monterotondo. Forse questa è la partita più agevole per le squadre sarde, le altre Aprilia Tivoli, Frascati. Assolutamente sì. Paganese Cassino, Palmese Pomezia, Angri Visartena. Queste appunto le partite della 29esima giornata del girone G di Serie D. Roby, andiamo a sentire un minutino di Michele Filippi, appunto allenatore della Cagliari Primavera, al termine della sfida persa contro la capolista Lecce ad Assemini. Una partita ben giocata comunque dal Cagliari, soprattutto nella prima mezz'ora, poi è venuta fuori il maggior tasso atletico e tecnico dei salentini. Michele Filippi, una sconfitta contro la capolista Lecce, però almeno nella prima mezz'ora si è visto un grande Cagliari. Sì, il Cagliari che ha continuato sul filone della partita di Napoli, ha ripreso a fare quello che ha fatto per larghi tratti della stagione, rimostrando la solita nostra identità. Io direi che poi alla fine si è mantenuta tutto sommato per tutto il primo tempo senza farmi condizionare troppo dal gol preso, anche se in quel frangente su una rimessa laterale nella nostra metà campo potevamo essere un po' più presenti, anche perché il momento della partita ti permetteva comunque di andare al riposo col vantaggio. Però la prestazione, io penso che nel complesso sia una prestazione giusta, poi condizionata nell'evoluzione ovviamente dai gol presi, che hanno fatto perdere un po' di sicurezza e un po' di tranquillità alla squadra. Però penso che alla lunga, continuando a lavorare e facendo prestazioni di questo tipo, si possa ritrovare il filone che momentaneamente abbiamo perso. Ecco, Roby, anche in questo caso abbiamo un estratto delle parole di Michele Filippi che riascolteremo domani in zona mista, rapidamente, in 10 secondi, 20 secondi, insomma una prestazione, diciamo, prima di un Cagliari che sta ritrovando se stesso, perché effettivamente la prima mezz'ora dei rossoblù ha messo totalmente in difficoltà una squadra come il Lecce, molto fisica, molto strutturata e anche di grande tecnica. Poi dopo, insomma, è uscito fuori appunto il tasso tecnico di una squadra, come dice Traccada, giustamente, come stai facendo vedere tu, che ha pochissimi italiani, insomma. Gli italiani sono rimasti in panchina, di fatto, in casa a Lecce, per cui effettivamente è una finché sconfitta. Vinci, c'hai ragione tu. Sì, funziona così nel campionato Primavera 1. Va bene, Roby, chiudiamo questa puntata domenicale ringraziando tutti coloro che ci hanno seguiti in streaming, quelli che ci hanno seguito in TV al canale 88 del Digitale Terrestre su Teleregione Live. Appuntamento a domenica prossima, invece domani, come sempre, con Cagliari a Cagliari Social Arena. Grazie, Roby, buona serata. Sigla. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.